Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi è lunedì 23 marzo e si ricomincia un'altra settimana e mi sa che è l'ultima settimana di marzo, che domenica sono le Sante Palme e fatto domenica e pesco, domani già pesco. Ieri è stata una giornata bruttissima, madonna, ma come giorno di primavera, il secondo giorno di primavera, si imbacchiò, invece c'è picchiato che baccalè, c'è picchiato tutti, sembra mucci vuol. E dicevo, oggi è lunedì, quando iniziamo la settimana bisogna iniziarla bene, no? Questa è la polizia, mi spiega la brice, ma la polizia è pure qualche volta. E allora, com'è andata la domenica calcistica? Vabbè, per voi interisti meglio che parliamo d'altro, dai. Parliamo d'altro perché mamma, ma come fai sei interista? Fammi la settimana per chissà chiacchiere. E allora, questa è la scuola colorata, la Girondi, dove ho lavorato pure io. E niente, ieri sera mi sono fatto un'edizione straordinaria per quanto riguarda la zona 167. Allora, vediamo qua che ieri non si vedeva. Ecco Venezia, vedete Venezia? Cioè, non si può. Cioè, ancora in 2015, ma tene ancora questi problemi a Barletta. Ma è da bambino che io ricordo questi problemi a Barletta. Cioè, io non lo so perché una rete di fognatura come questa non si faccia, anche perché questa è zona nuova. La zona nuova c'era possibilità, se si è sbagliato qualcosa in centro poi si poteva rimediare. Ecco qua dove sono arrivato ieri, perché ieri non si vedeva niente, giustamente. Allora ho trovato qualche amico, ho detto Lello, devi andare la mattina, e io stamattina ne ho ritrovato. Sono ritornato nel luogo del delitto. Cioè, vedete la signorina per passare, cioè, guardate che sta con mosca cieca a camminare, ma veramente, cioè dai, stiamo in un pandemonio, cioè, ci vogliamo rendere conto o no? E poi ripeto, un po', è proprio un'illusione. Questo come vedete? Cioè, ma stiamo a parlare veramente o stiamo a scherzare? Cioè, ma vedete? Cioè, vedete? Dai, veramente. Dai, che la gente è pagata, la gente va a votare pure quando cercate di voti. E allora dai, un po' di comprensione, un po' che cavate da figlia, so per te. Dai, che siamo su a Venezia, dai, che abbiamo la gondola. Che dire, questa è una nota molto ma molto dolente per molta gente che ha investito tanti soldi, e abitare in mezzo a Fenga è brutto. E allora da Barletta a Vest, l'Urus che vi augura un buon lunedì, una buona settimana, un buon tutto, ok? Ciao!